Ora, io a capolinea sul canale dell'Identitario sono sempre restio nel parlare e commentare notizie che riguardano il piccolo mondo della politica italiana, perché credo che ci sia ben altro di cui parlare e su cui soffermarsi. C'è però un limite a tutto e questo limite, che è dato dal buonsenso, credo proprio sia stato superato. Qual è la notizia? Il Partito Democratico ha deciso di soprannominare la festa dell'unità, lo storico appuntamento che si svolge in estate sin dal 1945, che era la festa del Partito Comunista, in festa dell'Unit asterisco, dove l'asterisco viene chiamato Joie, questo simbolo per tutelare tutte le identità di genere. Ora io mi domando e vi chiedo, ma con tutti i problemi che noi abbiamo in questo momento storico, in modo particolare il rischio di una terza guerra mondiale che potrebbe essere anche imminente, no? Un conflitto tra la Russia e i paesi NATO, le tensioni poi con la Cina, vi sembra mai il momento questo di mettersi a fare questa roba? Ecco, non si potrebbe parlare della situazione geopolitica, discuterne, oppure tutelare i diritti dei lavoratori, tutelare il popolo italiano che in base alla Costituzione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa? Ecco, ve lo chiedo, fatemi sapere che cosa ne pensate e se credete anche voi che questo limite del buonsenso sia stato proprio superato.